Albert Gardin torna ad indire l'appuntamento di ogni anno in piazza San Marco nel giorno della festa del patrono di Venezia, la processione per San Marco. Non è una novità e non è nemmeno nuovo il divieto della questura, perché in piazza San Marco non si può manifestare. Ma il presidente del governo veneto, che si dichiara gandiano, si prepara all'ennesima manifestazione ispirata alla non resistenza. Si presenterà in piazza pronto a subire l'ennesima sanzione e denuncia. Quello che c'è di nuovo è che dopo il tam tam mediatico del referendum per l'autonomia, gli arresti, i rilasci degli indipendentisti, questa processione non sarà come le altre. Sarà una disobbedienza civile, con partenza alle 15, dice Gardin, e a sostenere la causa dell'indipendenza ci saranno anche i promotori del referendum. Albert Gardin ha sollevato l'attenzione di molta stampa internazionale e molti hanno trovato un parallelo con la Catalogna. Non tutti, cioè, lo hanno descritto come un pazzo o ne hanno colto soltanto il lato folcloristico. Sentite in questa intervista il suo credo. Qui siamo stati occupati da francesi, austriaci e sabaudi indebitamente. Nessuna autorità veneta, questo va sottolineato, ha mai firmato una resa, una cessione del nostro diritto all'indipendenza e sovranità, che non era piccolo. Noi non siamo il Kosovo o la Groenlandia, siamo una repubblica che ha 1000 anni di storia, 1000 anni di protagonismo nel mondo, in Europa. Ecco, ma detto questo, che appartiene un po' forse al passato, in questo momento il Veneto di cosa ha bisogno? Tanto non amo chiamarlo Veneto perché è un nome italiano, io la chiamo la Venezia come storicamente si è sempre chiamata, abbiamo anche la Venezia Giulia se vogliamo come residuo di questo appellativo. Che cosa rimane di questo? Beh, rimane la cultura, rimane la lingua, rimane la coscienza di essere un popolo, anche se con la narcotizzazione continua, con la retorica continua, con la colonizzazione nelle scuole, molti veneti si sono persuasi di essere dei brutti italiani.